Ben ritrovati gentili telespettatori con l'informazione su Canal Furlan, subito la cronaca. Una donna di 31 anni, residente a Paolaro, con il marito e 2 figli, l'ultimo di pochi mesi, è stata trovata morta questa mattina sul gretto di un torrente. La donna, secondo quanto riferito dal marito, si sarebbe allontanata nella notte dalla propria abitazione. Appena l'uomo si è accorto dell'assenza della moglie, ha allertato i soccorsi, sono state subito scattate le ricerche che intorno alle 10 purtroppo si sono concluse con il ritrovamento senza vita del corpo. La donna sarebbe caduta dal ponte di Paolaro da un'altezza di una 70 di metri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Tolmezzo, i volontari del soccorso alpino del CNAS, i carabinieri della locale stazione, la polizia del commissariato di Tolmezzo e gli uomini della forestale. Ci spostiamo a Gemona. Il gioco è scuola di vita. Con questa premessa la Libertas regionale lancia un interessante appuntamento in programma lunedì 27 ottobre dalle 8:30. Il titolo del convegno è Attività motoria ed educazione fisica, ieri, oggi e domani, e si propone di riflettere attraverso importanti testimonianze sul ruolo fondamentale dello sport nel processo educativo. L'evento è rivolto a docenti di educazione fisica della scuola secondaria di primo e secondo grado, insegnanti e referenti dell'area motoria della scuola dell'infanzia e primaria, laureati in scienze motorie, studenti dei corsi di laurea in scienze motorie e scienza dello sport, tecnici, istruttori e operatori sportivi, dirigenti sportivi di federazioni ed enti di promozione sportiva. Il Comune di Palmanova e l'Università di Udine, già partner di un progetto di comunicazione istituzionale e internazionale, hanno promosso una visita congiunta al consigliere culturale del Quirinale, Luis Godart, per sostenere il riconoscimento UNESCO della candidatura seriale transnazionale, le opere di difesa veneziane tra il XV e il XVII secolo. Nei giorni scorsi il sindaco di Palmanova, Francesco Martinez, e l'assessora alla cultura, Adriana Danielis, assieme ai professori del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Ateneo Udinese, Raffaella Bombi e Vincenzo Orioles, hanno incontrato a Roma Luis Godart, consigliere per la cultura e la conservazione del patrimonio artistico del Presidente della Repubblica. Lega Coop Servizi del Veneto e del Friuli Venezia Giulia hanno eletto a Villa Manin di Passariano, durante l'assemblea di mandato, il nuovo presidente Carlo Di Leo, il vicepresidente Nicola Comunello e la direzione del distretto. Sono stati eletti anche 22 delegati al congresso nazionale di Lega Coop Servizi Nazionale che si terrà a Roma il 4 e 5 novembre prossimi. L'appuntamento ha dato conto di una significativa novità, vale a dire l'unificazione delle rappresentanze del settore e delle cooperative friulane venete e la nascita del distretto del nord-est. Ritorna Udine 3D Forum, organizzato da Confartigianato Udine in collaborazione con Segno Progetto, la quarta edizione di questo appuntamento dedicato ai diversi aspetti della grafica 3D è in programma per il 7 e l'8 novembre prossimi nel capoluogo friulano. L'occasione per sentire le parole di Graziano Tilatti, presidente regionale della Conf Artigianato. Per noi il servizio a cura del collega Edi Partoldi. Presidente Tilatti, questa iniziativa si perpetua per la quarta volta, sempre in crescendo, quindi sembra che valga la pena anche puntare su questo tipo di innovazione. Beh, credo che questa iniziativa vada nella direzione un po' di valorizzare anche l'artigiano digitale, no? Cioè l'artigiano che si cimenta anche con questi nuovi strumenti della tecnici, in particolare nel campo del disegno con le varie sfaccettature. Quindi credo che questa iniziativa, che ha un crescendo continuo anche di partecipazione, credo che sia una delle scelte una delle scelte migliori fatte in questi anni proprio a sostegno di questo nuovo settore delle attività artigianali. Credo va nell'indirizzo di aiutare professionisti, progettisti e anche gli artigiani nell'applicazione e nella conoscenza di queste tecniche, aiuta anche in una prospettiva diversa, cioè di preparare nella fase preparatoria del lavoro, non solo nella progettazione ma anche come applicazione ad esempio nell'edilizia, anche come preparazione di un piano di manutenzione degli edifici, quindi va verso un tipo di lavoro diverso. In sintesi, tutto in evoluzione, quindi è ora anche di abbandonare l'idea, no, del falegname solo con la sega, la tecnologia ormai è indispensabile.
Beh, io credo che questo, se noi dovessimo fare un giro all'interno delle nostre botteghe artigiane, ci sono gli attrezzi storici, cioè quelli tradizionali, ma c'è molto anche di digitale, c'è molto anche di questa tecnologia che aiuta questi artigiani a proporsi nelle situazioni più diverse, a risolvere anche problemi a distanza, magari facendo intervenire per alcuni servizi altri colleghi. Cioè queste tecniche diciamo, di approccio al disegno, di approccio anche al lavoro non sono nient'altro che una pialla, uno scalpello, un attrezzo aggiornato. Ed ora gli altri servizi in programma. Il Consiglio di Stato ha letto la decisione del TAR per quanto riguarda appunto la provincia di Pordenone. A questo punto, Presidente Fontanini, cambiano le situazioni oppure rimane tutto come prima, ossia che la provincia di Pordenone va a elezioni in qualche maniera? La provincia di Pordenone va a elezioni, cambia una cosa sostanziale secondo me, che non saranno più i cittadini a votare presidente e consiglio provinciale, ma saranno i consiglieri comunali, gli 800 consiglieri comunali della provincia di Pordenone, che voteranno un presidente, una giunta e un consiglio provinciale. Quindi a Pordenone la provincia continuerà ad operare, ad esistere, solo che sarà una provincia di secondo livello, ecco, detta così, cioè non scelta dai cittadini ma scelta dagli amministratori locali. Rimane il fatto che in regione la riforma degli enti locali prevede che le province stesse siano svuotate dai loro competenze. Sì, nella nostra regione c'è una novità rispetto al resto d'Italia, dove c'è una legge, la cosiddetta legge del Rio, fatta dal sottosegretario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che affida ancora alle province tutta una serie di competenze, dalle strade all'edilizia scolastica e tante altre cose. Nella nostra regione la Giunta Serracchiani vuole togliere alle province 61 competenze e portarle tutte a Trieste. Quindi il personale da provinciale diventerà regionale e questo porterà a un aggravio di costi. Quindi andiamo un po' a smentire quello che è l'obiettivo che tutti portano avanti, e anche noi, presidenti di provincia, di diminuire i costi della burocrazia. In questo caso li aumentiamo. Ecco perché il progetto di riforma Panontin per quanto riguarda il superamento delle province, trasferendo alla regione tante competenze, è un progetto sbagliato perché è costoso e va contro quello che è l'obiettivo che tutti chiedono di diminuire i costi della burocrazia. Oggi lavoro, questo è il titolo che viene proposto dalla CISL ed è un titolo allettante perché sì, tanti cercano lavoro, qui è coniugato al femminile, ma il lavoro c'è o non c'è? Forse non c'è. E allora il sindacato che cosa dice in questa giornata? Beh, intanto oggi il lavoro è in sintonia con l'ambiente ed è un messaggio importante perché gli avvenimenti che quotidianamente ascoltiamo, dati da poca pioggia, anche se chiamata bombe pioggia, ci dicono l'allarme anche per aver quasi distrutto l'ambiente. Quindi questo, ad esempio, può creare lavoro perché se noi prendiamo atto di quello che in Europa sta avvenendo, ad esempio sulla green economy, la green economy in Francia è stato volano per 230.000-240.000 posti di lavoro all'anno. Ci vuole volontà, insomma. Ci vuole volontà, ci vuole, a mio avviso, nel nostro paese la mala politica ha ingessato negli ultimi 20 anni tutte le opportunità vecchie e nuove, anche quelle innovative di cui appunto ti parlavo prima. Questa artista nel suo lavoro porta il tema anche dell'agricoltura, del disastro che può avvenire se non siamo attenti anche alle nuove tecnologie, alle nuove proposte che riguardano soprattutto anche gli OGM, e il rischio sparizione di un'ape che alla gente in questo mondo che corre veloce, non è abituato a guardare, forse pare niente, ma se quell'ape sparisce finisce la vita.
Disagi negli ultimi giorni in Viale Venezia, cosa è accaduto nello specifico e che ripercussioni ci sono state per voi commercianti? Principalmente io mi sono trovato con il controviale chiuso, alla quale noi abbiamo lavorato per circa 4 ore perché era completamente chiuso, le macchine non potevano passare e quindi per me è stato un danno abbastanza grosso, a parte la mattina. Dopo aver fatto numerose chiamate si sono presentati i dirigenti del CAF chiedendomi scusa che si erano dimenticati di avvertirci che il controviale rimaneva chiuso per 2 giorni. Nessuno vi aveva avvisato? Assolutamente no, e se non avessi chiamato io la polizia locale non sarei riuscito ad aprire sicuramente il controviale. Si sono verificati altre volte episodi di questo tipo, di chiusure, modifiche alla viabilità senza avvisi? No, forse uno solo un po' di mesi fa sul fatto della pulizia dei tombini, che anche lì avevano chiuso il viale, però dopo è sempre dovuto chiamare e siamo riusciti ad aprirlo. Loro secondo me fanno i lavori ma si dimenticano che ci sono ancora attività qua che lavorano durante il giorno. Questa è la motivazione secondo me. Quanto sono durati i disagi per voi commercianti che operate in Viale Venezia? Ma ultimamente sì, abbiamo avuto lunedì e martedì i problemi che con la chiusura di Viale Venezia, con l'incrocio di Via Gabelli, non ci arrivava nessuno e non sapevamo niente dei lavori. I lavori interessavano nello specifico la vostra area? Sì, era stato detto che interessava Viale Venezia. Detto ma non detto in tempo? No, detto no, assolutamente, l'abbiamo saputo dopo, in via ufficiosa, ma in via ufficiale nessuno ci ha avvisato. Ecco. E quindi eravate un po' sul piede di guerra? Abbastanza, sai, all'improvviso tu ti alzi la mattina per lavorare, noti, ma stamattina non passa nessuno, e allora sai, ti chiedi, ma come mai? Abbiamo saputo che avevano chiuso la strada. Dipendete da tutti questi lavori, ne risentite fortemente? Sì, abbastanza sì. Allora qual è il consiglio per le prossime volte che date all'amministrazione piuttosto che al CAF? Ma il consiglio è di avvisarci innanzitutto, almeno sappiamo come pianificare la nostra giornata. Cosa le devo dire? Vi hanno detto che tipo di lavori erano? Interessava tubature dell'acqua, mi sembra. Non cose che riguardavano nello specifico voi o anche? No, assolutamente, no. Un lavoro pubblico per il pubblico, ecco. Oggi tutto risolto? Mi sembra di sì, mi sembra di sì. E ogni anno si parla anche di luminarie, voi le farete quest'anno? Quest'anno sarà come l'altro anno, ne abbiamo parlato con la Confcommercio che ci appoggia e organizza soprattutto, e verranno messe a chi pagherà, perché alla fine bisogna pagarle e non è che pago io, l'altro non paga e ne beneficia lo stesso. Bisogna che siano un po' uniti almeno in questo, visto che una volta all'anno è nel loro interesse anche avere una via bella, forse la più bella. I costi sono unicamente dei commercianti? I costi ricadono unicamente sui commercianti, l'anno scorso erano circa 130 euro a persona, diciamo, attività. Però alcuni suoi colleghi in altre vie hanno detto noi non spendiamo, voi continuerete a mettere questi soldi? Sì, perché anche se si fa questo discorso qua, noi non spendiamo, ma il comune non ci mette nulla, nessuno ci mette nulla, la via a Natale brulla senza illuminazione, almeno a Natale è veramente deprimente. Già siamo in una fase deprimente, almeno allietare un po' con un po' di luce, ecco. Presidente, ci siamo per quanto riguarda la Fiera dei Santi 2014, visto che siamo in tavola le chiedo cosa bolle in pentola? Bollono in pentola tante cose a Rivignano, la Fiera dei Santi, ormai è una fiera tradizionale fondata negli anni, è una grande festa per la nostra comunità.
Cosa bolle in pentola? Diciamo che abbiamo tantissimi chioschi gastronomici, molto ben forniti, molto ben fatti, molto ben curati, da tantissime associazioni sportive e culturali qui del nostro comune. Abbiamo manifestazioni sportive, abbiamo manifestazioni culturali, abbiamo il Festival della Canzone Funebre, abbiamo tantissime cose, abbiamo i saltimbanchi, i giocolieri, sfilate durante le giornate, abbiamo la fiera mercato, abbiamo un sacco, una marea di cose. Senta, sarà un weekend tutto da vivere? Un weekend tutto da vivere e da venire a Rivignano, perché ormai questa manifestazione, questa fiera è sentita da tanta gente nei nostri dintorni, nei dintorni del nostro comune. Io faccio un ennesimo invito, ma so che la risposta della gente c'è, perché ogni anno abbiamo le strade piene, le piazze piene, i chioschi strapieni, abbiamo un grande riscontro della gente. Comunque io faccio un ennesimo invito a venire a Rivignano, perché non rimarrete delusi. Possiamo dire assaggiare il chilometro zero non de facto ma de jure? Sì, ecco, qui è tutto chilometro zero, perché tutti i chioschi cucinano lì all'istante, tutta roba del territorio, soprattutto del territorio, vini locali, è tutta zona territorio. Venite a Rivignano che non resterete delusi. Insomma, non resta che, come si dice, prendere la macchina, 30, 31, 1 e 2 novembre a Rivignano. Poi abbiamo anche il 1° novembre abbiamo una marcia longa che è molto con la FIAS, molto seguita da tutto il Friuli e anche dal vicino Veneto. Abbiamo la serata delle streghe, il concorso della miglior strega, che è una serata bellissima e divertentissima, dove partecipa una marea, un sacco di gente con le più diverse maschere, costumi. Ecco, ci sarà una premiazione per tutti i bambini piccoli, ci sarà per le streghe senior, diciamo, dove ci saranno dei Ma ci sono anche i strego? Ci sono anche i strego. Ci sono anche i strego. È una serata divertentissima, quest'anno stiamo lavorando per migliorarla ancora meglio degli altri anni. Venite, quella serata che è una serata bellissima. Ci sono le serate bianche, c'è di tutto di più. Ufficialmente possiamo dire, signor Sindaco, prima Fiera dei Santi, Comune Rivignano Teoro. Beh sì, quest'anno è il primo anno in cui alla Fiera dei Santi coinvolgono anche il Comune di Teoro, lo coinvolgono non solo di nome ma anche di fatto, perché tra i tanti volontari, e sono circa 300, di almeno 30 associazioni coinvolte nell'organizzazione della fiera, tanti sono anche di Teoro, e questo è bello perché dimostra che le comunità che si sono fuse nel nuovo comune sono anche unite nell'organizzazione delle manifestazioni che abbiamo nel territorio. Quello che conta è che la Fiera dei Santi non è la classica, diciamo, festa paesana, ma è un evento che raccoglie un po' tutta la storia e la tradizione del territorio. Sì, certo, è un evento che ha un'origine antichissima. Già Ippolito Nievo, che l'aveva frequentata qualche secolo fa, la descriveva come antichissima e le cui origini si perdevano nella notte dei tempi. E tra l'altro ricorda Ippolito Nievo con simpatia la circostanza che solo a Rivignano dall'Asse si facesse festa nel giorno altrove dedicato alla commemorazione dei defunti. E quindi è una festa antichissima ma che ha tante innovazioni, quindi vuole stare al passo con i tempi. Ogni anno l'amministrazione comunale propone delle novità. Quest'anno, il primo giorno, giovedì 30 ottobre, ci sarà per esempio la festa della birra, e l'1 e il 2 novembre, come ulteriore novità, ci saranno degli spettacoli di falconeria e delle mostre di rapaci e anche un coinvolgimento dei bambini nelle attività, diciamo così, con questi rapaci. Senta, senza ripetersi tante volte, no? Ma perché, cosa significa per l'intera regione Friuli Venezia Giulia la Fiera dei Santi?
Ma la Fiera dei Santi di Rivignano ogni anno attira decine di migliaia di visitatori da tutta la regione e anche da fuori, e quindi è una vetrina sicuramente di livello regionale, che quindi permette una promozione dell'intero territorio regionale, ed è una vetrina dei prodotti del fiume Stella. Noi quest'anno abbiamo coinvolto, oltre che gli amici di Teor, anche operatori dei comuni del fiume Stella, perché possano far conoscere i loro prodotti in questa manifestazione, e quindi è un'occasione di promozione del territorio ed è ricca di eventi e di manifestazioni che sono in grado di accontentare, diciamo, i gusti più variegati, dai piccoli agli anziani, insomma, dal chi ama aspetti culturali importanti. A tal proposito voglio citare l'evento con cui inizia la Fiera dei Santi, giovedì 30 ottobre alle ore 18 nell'auditorium, questo convegno sulle 3 grandi religioni monoteiste di fronte alle sfide poste dalla modernità. Convegno importante perché vedrà, circostanza rarissima se non unica a livello mondiale, esponenti delle religioni oltre che cattoliche, musulmane ma anche ebraica, e quindi ebrei, musulmani e cristiani si confronteranno in pace qui a Rivignano su questi temi. La prima volta l'anno scorso è andata molto bene, anche il Presidente della Repubblica Napolitano ha apprezzato questa iniziativa e ha attribuito al Comune di Rivignano la sua medaglia al merito per questo evento, che soprattutto in questi tempi in cui da più parti nel mondo si assiste a guerre di religione, il fatto di poter discutere ebrei, musulmani e cristiani insieme è sicuramente un aspetto di alto valenza, valore simbolico. Senta, signor Sindaco, noi poi le prossime puntate che ci avviciniamo, perché accelereremo per quanto riguarda Guarda che Stella, faremo rivedere un po', per chi si è perso, tra parentesi, le edizioni passate, una sorta di rewind, tanto per dire il 2014 ci devo essere. Sì, certamente, la Fiera dei Santi è una vetrina, un'occasione nella quale, insomma, chi ha la possibilità di partecipare è opportuno che ci venga, perché appunto ci sono tantissime manifestazioni, spettacoli, ci sono la Fiera dei Saltimbanchi, per cui artisti di strada, sputafuoco, mostre, mercato che spaziano dalla auto e moto d'epoca ai quadri più particolari collezionisti. C'è la Fiera dei Sapori d'Italia, c'è la Fiera dell'Antiquariato, c'è il mercato tradizionale del 2 novembre, ci sono concerti la sera, c'è la Notte Bianca in cui tra sabato e domenica fino alle 4 il paese rimarrà, diciamo così, caratterizzato da concerti, da musica. C'è il Festival Mondiale della Canzone Funebre che ha avuto un rilievo non solo nazionale ma internazionale, insomma, che è un'occasione di produzione poetica su un tema molto particolare come quello della morte, che può essere visto come fonte di emozioni, ma può anche essere un'occasione per scherzare e, diciamo, esorcizzare la fine. E qui il 2 novembre a Rivignano, questa 4 giorni che inizia giovedì e termina domenica, si conclude proprio con questo Festival Mondiale della Canzone Funebre in piazza a Rivignano. Il nostro gruppo mette a disposizione sulle 5 reti televisive spazi per la realizzazione di trasmissioni commerciali, politiche, culturali, sportive ed altro ancora, autogestite. Gli interessati potranno telefonare in orario d'ufficio al numero in sovraimpressione, un'occasione da non perdere. Il nostro gruppo Media Triveneto ricerca un coordinatore commerciale addetti alla vendita di pubblicità nelle regioni Friuli, Venezia Giulia e Veneto. In particolare le aree interessate sono Pordenone, Udine, Portogruaro, Trieste e Treviso. Interessati o interessate potranno telefonare in orario d'ufficio allo 0434 55 14 55, lasciando le proprie generalità e numero di telefono per il colloquio preliminare. Andiamo a chiudere il telegiornale con le previsioni del tempo. Su tutta la regione avremo cielo sereno poco nuvoloso con maggiori annuvolamenti sul Tarvisiano. Soffierà ancora vento da nord o nord-est in quota, ma in attenuazione. Sulla costa dal pomeriggio soffierà bora moderata. E con il meteo andiamo a chiudere la pagina informativa di Canal Furlan. Resta come sempre augurare a voi, gentili telespettatori, un buon proseguimento di giornata con i programmi della nostra rete televisiva. Alla prossima!